Nuova violenza all'interno della caserma Serena. Questa mattina sono dovuti entrare gli agenti della Cellere per bloccare un 26enne dal Gambia, tra l'altro negativo al test, che ha aggredito un medico e un'infermiera dopo aver sfasciato un computer, una stampante e altro materiale sanitario. Straniero che ha cercato anche di affrontare la polizia con una spranga metallica dopo aver tentato inutilmente la fuga e che ora si trova in cella a Santabone in attesa del provvedimento che lo espelle dal programma di protezione e quindi anche dal centro di accoglienza. Questo soggetto evidentemente in qualche modo deve essere neutralizzato perché poi si tratta di una persona in sostanza che come dire, con i suoi comportamenti sta mettendo come dire, a dura prova la pazienza di tutti, ma soprattutto l'efficacia di quello che si fa all'interno della caserma per cercare di venire fuori il prima possibile da questa situazione. Situazione contagi che tra l'altro si è aggravata con altri 4 richiedenti asilo positivi ai test su 5 stranieri tornati solo nelle scorse ore all'interno della caserma tra Treviso e Casier. Crescono quindi a 137 i positivi su 297 profughi all'interno del centro di accoglienza, dove anche oggi c'è stata la conferma da parte di migranti che esiste ancora promiscuità tra positivi e non. Una commistione tenuta dagli stessi per ragioni di etnia e di religione. La caserma è stata sanificata e ASL e gestori hanno individuato la parte che doveva essere la palazzia destinata agli uni e agli altri. In parte questa cosa è stata già fatta, la parte che non è stata fatta non perché non viene fatta perché il gestore o chi altro, è perché gli stessi ospiti finora hanno frapposto difficoltà appunto aizzati da qualcuno. Si sta cercando di intervenire proprio per questo, perché altrimenti come dire, non capiscono tra l'altro che il problema è loro, perché si prolungherebbero i tempi diciamo delle quarantene, delle uscite. Motivazioni che lunedì mattina il direttore generale dell'ULSS cercherà di spiegare direttamente ai migranti. Abbiamo intenzione di, lo dicevo anche a Sua Eccellenza il Prefetto, di fare tamponi ogni 7 giorni per monitorare la situazione. Credo che se sarò autorizzato con i miei entrerò anch'io perché voglio rendermi conto un po' di questa situazione. Direttore che probabilmente incontrerà anche alcuni cittadini che vivono da 5 lunghi anni questa difficile vicinanza. Siamo molto preoccupati perché è vero che la Serena è di là della strada, ma le finestre sono aperte, loro si affacciano alla finestra, sono qua e noi come possiamo capire che il virus rimane di là e non conosca i confini?